È la mattina di domani 4 agosto, insieme a quella di sabato 11, quella segnata con il colore nero sul calendario 2018 delle previsioni di traffico autostradale. Bollino nero dunque in questo primo fine settimana di agosto, con il caldo a farla da padrone su tutto il nord Italia, e saranno milioni di italiani che si metteranno in viaggio per raggiungere le località di vacanza, dal mare alla montagna, passando per le città d'arte o i laghi. Anche la rete autostradale ligure sarà messa a dura prova dall'aumento del traffico. Intanto, come ogni fine settimana, è scattata alle 14 e resterà in vigore fino alle 22 di domenica il divieto di circolazione dei mezzi pesanti, ma la parola d'ordine per chi si mette in viaggio è come sempre prudenza. Sarà un fine settimana caratterizzato dal bollino nero che identifica situazioni di traffico particolarmente intense al limite della criticità. Questa intensità di traffico la troveremo soprattutto sull'asse nord-sud, quindi per il traffico proveniente da nord che intende raggiungere le località marittime di villeggiatura, ma dovremo tenere in considerazione anche il primo rientro massiccio dai periodi feriali che interesserà l'asse contrario, ovvero sud-nord. Parti di giornate particolarmente critiche inizieranno già da domani pomeriggio con forti spostamenti verso le località balneari, continueranno senz'altro sabato mattina e saranno poi caratterizzate nella domenica mattina e nella domenica pomeriggio rispettivamente ancora dal raggiungimento delle località ma anche già dai primi rientri che potranno anche iniziare nella tarda serata di sabato. Quindi fine settimana molto critico, è superfluo dire che chi non ha necessità di muoversi è fortemente consigliato di evitare viaggi che non siano appunto caratterizzati dall'estrema necessità. Comunque avremo senz'altro delle criticità a cui cercheremo di rispondere con il maggior numero di pattuglie, ma senz'altro il traffico su strada sarà estremamente consistente.